Dottor Calogero Linotta ha curato il coordinamento generale di questo sesto incontro Medicina del Territorio. Ecco, si parla di tante cose importanti, fra cui medicina di genere, tumori del seno, i tumori dell'ovaio e l'endometriosi. Quanto sono importanti momenti come questi, dottore Linotta, e cosa l'ha spinta a organizzare? Diciamo, siamo arrivati anche al sesto appuntamento, per cui un appuntamento che è diventato ormai una tappa fissa qui a Ravanusa. Uno dei compiti del medico di famiglia, io mi definisco ancora medico di famiglia, è quello di fare prevenzione e fare conoscenza. Venendo da una scuola molto particolare, da una scuola agrigentina che molti che già conoscono come Ordine dei Medici, sanno tutti benissimo che si deve informare la gente. Chi sa informare la gente, chi può informare la gente non si può esimere. Questi sei incontri che noi abbiamo avuto a Ravanusa è ormai diventato un po' un costume, tant'è che quest'anno il sindaco, l'amministrazione comunale ne ha voluto fare un evento molto particolare, un evento che praticamente non è una sponsorizzazione ma è una presa in carico di questi seminari. Bene, noi questo sesto seminario lo dedichiamo esclusivamente alla donna, perché siamo nel mese del rosa, nel mese dedicato alle donne. Ecco perché parleremo questa sera di malattie di genere, che non è la stessa cosa di malattie di sesso o di transesso, è un argomento che riguarda la nuova medicina, le nuove conoscenze su quelle che sono le malattie legate al genere femminile. Vedremo che la dottoressa Rizzo sarà molto più ampia in questo senso, sicuramente avrà già accennato. Bene, poi parleremo di tumori del seno. Abbiamo l'onore di avere il professore Diana, che è un titolare di cattedra che si dedica da 40 anni a questo argomento. Ci dirà che significa tumore al seno, ci dirà cosa deve fare una ragazza, e qui stasera la sala è piena di ragazze, di giovani ragazze che debbono conoscere la prevenzione e che cosa, debbono sapere esattamente di che cosa stiamo parlando, perché sapersi guardare. Il tumore, amiche e amici miei, non è incurabile. Il tumore si può curare facendo una prevenzione, osservando se stessa. Poi parleremo di un argomento importantissimo che sono i tumori dell'ovaio e l'endometriosi. Scoprire un tumore dell'ovaio, se si fa in tempo a capire i propri cambiamenti addominali, le proprie mestruazioni, i propri flussi, diventa una cosa molto importante. È quell'importanza che ti porta dal medico e poi dallo specialista. Di tumore all'ovaio si può guarire. Non è vero che i carcinomi non guariscono. Oggi abbiamo le possibilità. Parleremo ancora di più con il collega che viene dalla oncoginecologia di Palermo, cioè parleremo di test predittivi del tumore. Esistono, se le nostre donne riuscissero in qualche maniera, oggi non è difficile, si diceva che costano 1.000 euro, benissimo, a Palermo si fanno i test predittivi, quindi perché no? Parlatene con il vostro medico curante, parlatene con chi ne sa più e si mette in contatto con Palermo, con la oncologia, dove questi test vengono fatti gratuitamente e non è di poco conto, va bene? Perché andare a Milano, andare a Roma per fare solo dei test significa fare dei viaggi che alla fine risultano inutili. Si dovrebbe spostare un'intera famiglia per avere una direzione cromosomica. E infine avremo, a conclusione di questo, tutte le varie fasi dei tumori ovarici. E non sono poche, e questa sera ne avremo la dimostrazione. Grazie al dottor TV che ci sta ospitando. Diamo uno sguardo anche al futuro. Avete già pensato al settimo appuntamento? Su quale tematica pensa di adagiarsi e approfondirla chiaramente? Noi speriamo anche il prossimo anno di avere la forza e la volontà che poi non ci mancano, grazie a Dio, va bene? Credo che la prossima volta parleremo di tumori dell'encefalo. Il programma è questo. Sono degli argomenti molto delicati, ma come vedete ogni volta che io organizzo questi incontri la sala si riempie straordinariamente. Siamo qua, vediamo che ci aiuterà qualcuno, chiameremo i grossi nomi di Catania. Devo dire sinceramente che ogni volta che io chiamo, più in alto vado come prof e più nessuno dice di no, quindi vuol dire che la medicina vuole stare insieme alla gente. Certo, i nostri convegni sono a volte difficili o intrusi, però vedete, qui non stiamo offrendo il pranzo, a volte per fare una riunione medica 10 medici, 15 medici e pure il pranzo hanno delle difficoltà. Noi stiamo offrendo scienza e conoscenza e prevenzione e la sala, come vedete, è pienissima. Vedremo, io spero di riuscirci anche l'anno prossimo. Un appuntamento importante qui a Ravanusa presso la biblioteca, siamo al sesto incontro di medicina del territorio, si parlerà di tumore al seno, di tumore dell'ovaio, insomma tanta carne e fuoco, segno
di un'informazione che è anche preventiva e che il Comune, diciamo, ci tiene. Sì, è importante oggi questo appuntamento a Ravanusa, il 6° incontro di medicina nel territorio, grazie all'impegno delle associazioni e del dottore Rinotta che per il 6° anno consecutivo organizzano questa importantissima manifestazione con relatori di livello nazionale ed internazionale. Quest'oggi si parlerà di malattie di genere, perché ormai è chiaro ed evidente a tutti che il percorso rispetto all'uomo e alla donna è sicuramente diverso, sia l'approccio, sia il decorso della malattia, sia il trattamento, e quindi un approfondimento che consenta ai cittadini di conoscere è sempre importante. Come è importante parlare di tumore al seno, perché oggi, pur essendo noi uno Stato leader in Europa per la prevenzione, non ci si deve mai stancare di far conoscere alla popolazione quelle che sono le iniziative da intraprendere proprio per prevenire queste malattie, perché ormai circa il 90% guarisce, ma guarisce grazie all'informazione e grazie al lavoro del nostro sistema sanitario. Volendo un po' allargare l'informazione, qual è, diciamo, lo stato delle vostre strutture sanitarie qui a Ravanusa e quali sono i rapporti anche che avete col distretto sociosanitario? Abbiamo un rapporto buono col distretto sociosanitario, grazie anche alla collaborazione ad una convenzione che abbiamo fatto con l'ASP di Agrigento, con la direzione dell'azienda sanitaria. Stiamo già investendo nella ristrutturazione del nostro poliambulatorio per avere degli spazi migliori e dare la possibilità ai cittadini di fare i primi screening qui a Ravanusa senza bisogno di recarsi in ospedale. È chiaro che il sistema in Sicilia è molto sofferente, però è chiaro che bisogna che il Comune si faccia promotore di queste iniziative anche per migliorare i servizi. 6° incontro di medicina e territorio qui alla Biblioteca Comunale, tanti gli ospiti, fra cui il dottor Giuseppe Diana, emerito professore, che viene dalla clinica chirurgica del Policlinico di Palermo. Parlerà dei tumori a seno, l'arte dell'osservarsi, sei tu il primo medico. Ecco, intanto, professore Diana, una valutazione di questa iniziativa giunta alla 6ª edizione. Assolutamente lodevole. Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno e quindi si inserisce correttamente anche nell'ambito di quella che è la programmazione sanitaria un'iniziativa come questa. Il cancro al seno è la malattia neoplastica che colpisce di più le donne ed è pertanto assolutamente importante che venga diagnosticata in fase molto precoce e che le donne imparino a conoscere il proprio seno in maniera tale da riconoscere eventuali nuove formazioni e quindi ricorrere immediatamente al medico, ancora prima che si faccia la diagnostica e lo screening che si fa di solito normalmente fra i 50 e i 69 anni, quelli offerti dalla Regione Sicilia. Cosa deve fare una donna appunto per controllarsi? Quali sono i primi sintomi su cui magari si può accendere il campanello d'allarme e quindi recarsi poi per i controlli? Certo, ma io direi che sarebbe bene che intanto la malattia si affrontasse ancora prima che possa dare dei sintomi, cioè quando è ancora molto piccola, sotto i 2 centimetri, per cui basta un piccolo intervento, cioè togliendo soltanto un pezzetto di seno e non tutto il seno, e arrivare lo stesso alla guarigione attraverso anche eventualmente la radioterapia o la chemioterapia. Bisogna che si palpino il seno in maniera adeguata, così come dimostreremo adesso che si fa, ma si può fare la spremitura del capezzolo per vedere se dovesse esserci qualche piccolo sanguinamento. Ritengo che questi intanto debbano essere i primi allarmi, ma io direi intanto, siccome l'età maggiore in cui si presenta il carcinoma della mammella è quello esattamente fra i 50 e i 69 anni, direi di rispondere agli inviti che fanno i diversi ospedali, diciamo, con l'input dell'assessorato, di rispondere all'invito a presentarsi per fare la mammografia. Ebbene, ancora oggi a fronte di quasi tutte le donne, il 98% delle donne nel 2016 sono state raggiunte dall'invito e soltanto il 35% di loro hanno risposto, cioè ogni 100 donne invitate a fare la mammografia hanno risposto soltanto in 35.
tolte una decina tra queste 100 che l'hanno fatto privatamente, tutte le altre non l'hanno fatto, e questo significa avere alla fine dei tumori che danno dei sintomi ma probabilmente sono già in fase avanzata. Ecco, bisogna rispondere a questi inviti che fanno gli assessorati, che fanno gli ospedali, le aziende sanitarie locali rispetto a quella che è lo screening, cioè la selezione di persone che possono avere una malattia importante. Ecco, voi che siete operatori direttamente, quotidianamente lavorate sulla tematica, vogliamo dare anche un dato statistico, c'è un aumento, una diminuzione di questi casi, la prevenzione fatta è stata abbastanza, ecco, abbiamo un trend positivo o negativo in questo senso? È interessante il fatto che il numero dei tumori al seno resta lo stesso, o casomai c'è un lieve trend, ma molto lieve, verso l'innalzamento, come se ce ne fosse qualcuno in più, ma la cosa molto interessante è che in realtà la mortalità è di molto diminuita. Questo è il frutto di una diagnostica precoce e di interventi chirurgici e di terapia, chemioterapia e radioterapia post-operatoria quando necessaria, molto efficaci. Per cui, ripeto, ecco perché è importante rispondere all'invito. In realtà si è mosso di poco, di poche percentuali, di numeri piccoli, la percentuale di donne che rispondono all'invito. Ripeto ancora una volta, tutti quelli che veniamo invitati, perché si fa anche per il cancro del colon che colpisce sia gli uomini che le donne, che veniamo invitati a fare uno screening, dobbiamo rispondere, perché avere una diagnosi precoce delle malattie consente alle malattie di guarire. Ecco quello che bisogna fare. Quindi la sua domanda è corretta, il trend del numero delle malattie è più o meno lo stesso, casomai lievemente in aumento, ma come dire, la guarigione da queste malattie a distanza di 5 e 10 anni è ancora migliore. Figuriamoci che l'88% delle donne a 10 anni di distanza dalla malattia, l'88% sta bene ed è libero da malattia, ecco, per il cancro del seno. Allora, per chiudere questa intervista, facciamo un appello alle tante donne: quando ricevete un avviso dell'ASP? Quando ricevete un avviso dell'ASP rispondete, andate all'ASP e vi sottoponete alla mammografia. Non è indolore, ci può essere il fastidio di avere il seno compresso tra una lastra ed un'altra, ma è soltanto un fastidio, però questo ci consente di poter ritrovare dei piccolissimi, eventualmente delle piccolissime lesioni, poi viene fatta una biopsia che è praticamente quasi indolore, e se la risposta è positiva si toglie soltanto un pezzettino di seno che poi riacquista quella che è la sua morfologia normale, la sua forma normale, e si guarisce dalla malattia. Siamo con il dottor Antonio Savarino, direttore dell'unità ospedale di Canicattì. Ecco, parlerà del nostro territorio, luce e ombre, realtà e percezione, anche della Brexit Union, una necessità per il territorio. Ecco, sicuramente argomenti molto interessanti, quali che potremo sintetizzare brevemente in questa nostra intervista. Intanto io volevo complimentarmi col dottore Di Notta e col Comune di Ravanusa per questo evento, che rappresenta un evento importante di educazione alla salute e che mi dà la possibilità di accennare a quella che è la Breast Unit. La Breast Unit è un modello organizzativo che serve sostanzialmente a creare un percorso di eccellenza per tutte le donne affette da tumore della mammella, dalla diagnosi alla terapia. Noi in provincia ci stiamo adoperando per creare una Breast Unit aziendale. Io sono il referente di un progetto dell'azienda che è stato finanziato con 900.000 euro, il referente di un progetto che è propedeutico all'istituzione di questa Breast Unit. Sostanzialmente si tratta di creare un'unità operativa in cui specialisti appartenenti a branche differenti, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, il radiologo, il medico nucleare, l'anatomopatologo, si mettono insieme, discutono insieme di ogni caso clinico e grazie a questa discussione collegiale realizzano quello che è un percorso virtuoso che porta la donna ad avere una diagnosi più precoce e un trattamento di eccellenza proprio per questo tipo di patologia, che è la patologia più importante e più frequente nel sesso femminile. Ecco, voi avete il termometro della situazione. Qual è la situazione nel territorio in cui opera, quindi Canicattì e zone limitrofe, in merito appunto all'oggetto del dibattito, del convegno di oggi, che è appunto i tumori? Noi abbiamo un'incidenza attesa annuale, cioè un numero di donne che ogni anno si ammalano di tumore della mammella
di circa 250-260 nuovi casi all'anno. Purtroppo abbiamo ancora una migrazione sanitaria per la chirurgia dei tumori della mammella molto alta, però già noi a Canicattì abbiamo, grazie a una convenzione fatta dalla nostra azienda con un chirurgo dedicato che opera la mammella in modo eccellente facendo interventi conservativi, mi riferisco al professore Mesiti, avviato già questo progetto e quindi avviato fattivamente gli interventi chirurgici di terapia conservativa, e le donne con tumore alla mammella da noi subiscono un intervento conservativo, quindi non viene asportata tutta la mammella, si fa il linfomo sentinella, la donna viene operata il venerdì normalmente e il sabato viene già mandata a casa in ottime condizioni generali e con un intervento che da un punto di vista estetico è veramente eccezionale. Ecco, è emerso anche un forte appello alla prevenzione, diceva anche il suo collega poco fa nel suo intervento, quando arrivano le lettere dell'ASP di recarsi e di andarci, perché ancora il riscontro diciamo, è molto basso. Anche a Canicattì si verifica questo? Allora, l'aderenza allo screening a cui lei si riferisce è purtroppo ancora molto bassa nella nostra provincia per un fatto sostanzialmente culturale. Noi vediamo che lo screening aziendale che è stato avviato nel 2012, sono le famose lettere che arrivano alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni per essere sottoposte a mammografia, vengono rispettate e le donne vanno a eseguire l'esame solo nel 22% dei casi, un'aderenza estremamente bassa se consideriamo che al nord abbiamo un'aderenza del 70% dei casi. Noi insieme al coordinatore degli screening aziendali della nostra azienda ci stiamo muovendo per migliorare l'aderenza, ma abbiamo bisogno anche dei medici di medicina generale che devono ovviamente far sì che le loro pazienti capiscano l'importanza del controllo, perché una diagnosi precoce salva la vita e una diagnosi precoce salva la vita conservando la mammella con risultati estetici, come dicevo, è veramente eccezionale. Dottoressa Marina Rizzo dell'ospedale Villa Sofia è intervenuta oggi a questo sesto incontro di medicina e territorio. Il suo intervento è stato sulla medicina di genere, ecco, se ce lo può riassumere sinteticamente. Sempre più dobbiamo renderci conto che ci sono differenze nelle manifestazioni cliniche e sintomatologiche dell'uomo e della donna. Noi non siamo abituati a curare in maniera diversa i due sessi, ma dobbiamo imparare a farlo. Ci rendiamo conto che tutto quello che è stato fatto fino agli anni 90 è stato prevalentemente tarato sull'uomo di 40 anni. Noi oggi sappiamo che ci sono per esempio delle grosse differenze nel cuore dell'uomo e nel cuore della donna. Questo comporta delle gravi implicazioni, perché la donna che va al pronto soccorso non sempre viene riconosciuta come una patologia grave cardiaca come l'infarto, perché ha delle manifestazioni cliniche diverse da quelle che si conoscono, che sono però tipiche del malato di sesso maschile. Questo porta ancora oggi al fatto che molte più donne degli uomini muoiono di infarto. E allora da questo, così come in tutte le altre patologie, in tutte le altre discipline, sempre più andando avanti ci rendiamo conto che ci sono delle grosse differenze tra l'uomo e la donna e queste nostre carenze rischiano di mettere a repentaglio la vita e le cure delle donne. Con i nostri movimenti, il mio in particolare, quello delle donne in neuroscienze, ma anche con le associazioni delle donne medico, noi vogliamo proprio attenzionare la medicina di genere e spingere tutti a tenere conto di queste grosse differenze. Le società nazionali stanno spingendo perché anche gli studi clinici, gli studi scientifici determinano un'attenzione ai dati segregati, cioè che non vengano messi insieme i risultati dell'uomo e della donna, perché in realtà alterano tutte le conclusioni e non si può capire bene quali sono le peculiarità dell'uno e dell'altro sesso. In futuro probabilmente mi sarà posta maggiore attenzione e questo porta anche a sicuramente una appropriatezza delle cure. Quindi cosa si dovrebbe fare? Intanto devono essere ricercatori
portare avanti degli studi che analizzino in modo separato i risultati dell'uomo e della donna, perché oggi ancora vengono messi insieme, vengono sovrapposti senza che si possano realmente identificare le differenze di risposta ai farmaci, di comportamento e di evoluzione delle diverse sintomatologie, che sono sicuramente così peculiari dell'uno e dell'altro sesso. Anche i farmaci vengono somministrati spesso in modo sovrapponibile all'uomo e alla donna, non tenendo conto del peso, non tenendo conto del metabolismo, che è diverso appunto. Vediamo la sala piena, segno di un interesse verso questo tipo di informazione. E sicuramente sono molto contenta di oggi essere qui a Ravanusa, di essere stata invitata a poter parlare di questo argomento che mi preme tantissimo e che vorrei che fosse sempre più di dominio pubblico e sempre più diffuso. Dottor Giulio Sozzi dell'unità oncoginecologia dell'ospedale civico di Palermo ha partecipato a questo incontro di medicina e territorio. Intanto, dottore Sozzi, una sua analisi, anche considerando le persone che oggi sono venute, di questa iniziativa, insomma, come la giudica, come la valuta? Beh, innanzitutto c'è tantissima gente e quando si parla di medicina, di prevenzione e c'è tanta gente che viene, è sempre un fattore positivo, perché l'informazione è il primo passo necessario affinché si sia un miglioramento generale della salute della popolazione. Quindi sicuramente un incontro interessante, ci sono delle personalità di un certo tipo e di un certo rilievo che stanno facendo informazione, poi vedo che c'è una importante partecipazione da parte del pubblico. Ecco, lei ha parlato dei tumori dell'ovaio, se ci può relazionare, ecco, quanti casi, qual è la situazione appunto nel territorio? Allora, il tumore dell'ovaio, io ho parlato di tumore dell'ovaio e di endometriosi, l'una è una patologia maligna, l'altra è una patologia benigna. L'endometriosi è abbastanza frequente, ho detto che circa il 10% delle donne in età fertile ne è affetta. Il tumore dell'ovaio è un pochettino più raro, ma in assoluto il tumore ginecologico più grave. Considerate che lo scorso anno all'ospedale civico di Palermo abbiamo operato per tumore ovarico circa 70 pazienti di nuova diagnosi. Quindi i numeri sono importanti e purtroppo anche i tassi di mortalità del tumore ovarico sono importanti. È necessario che le donne sappiano che il tumore ovarico esista, è necessario che si facciano controllare, che facciano le classiche visite ginecologiche, e nel momento in cui si ha un sospetto di un tumore ovarico è necessario che anche medici di base, medici ginecologi non oncologi si riferiscano immediatamente ad un centro oncologico, perché il trattamento di queste patologie è complicato, è complesso e se sbagliato toglie tutte le chance di sopravvivenza a queste pazienti. C'è una fascia d'età in cui colpisce maggiormente il tumore dell'ovaio? Il tumore dell'ovaio colpisce prevalentemente donne con più di 65 anni. Tra i 65 e i 75 anni c'è il massimo picco di incidenza. Sì. Ecco, cosa bisogna fare anche per una buona prevenzione, non solo per le persone di età adulta, ma anche per le ragazze? Allora, la prevenzione, non esiste un vero e proprio programma di prevenzione per il tumore ovarico. L'unica cosa da fare è eseguire una visita ginecologica ed un'ecografia ginecologica una volta all'anno. Quali sono i segni, diciamo, per cui campanelli di allarme, per cui uno subito deve recarsi, diciamo, in ospedale dal medico a fare una visita specialistica? Purtroppo il tumore ovarico viene chiamato il killer silenzioso, cioè non dà segni di sé finché non è già avanzato. Anche se è avanzato noi possiamo curarlo, quindi è difficile che delle donne possano avere un sintomo particolare, di solito è la distensione addominale, un mal di pancia specifico, ma quando queste cose incorrono non è già troppo tardi, ma è già tardi. Quindi non c'è un sintomo che ci mette in allarme e ci dice vado dal medico, magari ho qualcosa, non c'è. Però quando si ha il sospetto di avere un tumore ovarico bisogna assolutamente riferirsi a un centro oncologico. Ecco, una valutazione anche delle nostre strutture sanitarie? Ma le strutture sanitarie siciliane, io sono in Sicilia da soli 2 anni e devo dire che ho trovato un panorama interessante. In Sicilia occidentale noi abbiamo aperto una nuova unità operativa di ginecologia oncologica, che è un'unità operativa che non esisteva, è stata aperta e inaugurata dal professor Chiantera, che è il mio primario, che viene considerato uno dei chirurghi più importanti a livello europeo, nazionale e internazionale per la chirurgia ginecologica oncologica.
Lo scorso anno abbiamo fatto dei numeri elevatissimi, riducendo la cosiddetta emigrazione dei malati dalla Sicilia verso il resto del continente. Tra l'altro abbiamo anche addirittura alcune donne sono venute a curarsi da noi dal continente. Inoltre anche a Catania ci sono dei centri di riferimento, il Cannizzaro, il Garibaldi, sono tutti centri oncologici di un certo rilievo, quindi devo dire che in Sicilia c'è un panorama abbastanza omogeneo e abbastanza buono. Per una situazione che va, diciamo, in netto miglioramento. È una situazione che va in miglioramento, che va migliorata ancora ovviamente, però non si parte da zero, cioè si parte già da un buon punto di partenza, insomma. Dottoressa Simona Carisi oggi farà il punto di riferimento, modererà questo interessante dibattito sul tumore. Lei, diciamo, quotidianamente ci vive e ci lavora nella sanità, per cui chi meglio di lei poteva farlo. Certo, sicuramente ho una buona esperienza, perché diciamo che intercalare quella che è la mia professione con quella della presentazione, quando nella presentazione si tratta di colleghi o di professori che relazionano patologie importanti come quelle tumorali, ovviamente viene un po' più facile, ecco, dalle domande alle risposte, non dico di conoscere gli argomenti, ma sicuramente ho una preparazione che mi consente o di, diciamo così, come dire, interpretare e tradurre a volte la terminologia scientifica, che spesso è molto complessa. Dottoressa Carisi, quanto sono importanti momenti come questi per la gente, per la città, per chi vi partecipa? Allora, io penso che la comunicazione sia alla base della prevenzione. La comunicazione medico-scientifica serve per poter divulgare quelle che sono le ultime conoscenze scientifiche, tutto quello che si va sperimentando per poter portare l'utenza ad un punto di conoscenza, abolendo l'ignoranza, perché l'ignoranza è la causa ancora oggi di morte, e fare in modo che qualcuno possa in qualche modo preservare la propria salute, perché ricordiamolo, la salute è un diritto, perché devono tutelarci da questo punto di vista, ma è anche un nostro dovere cercare di evitare di fare tutto ciò che va contro uno stile di vita che può compromettere la salute e quindi preservarla.